Errori ad esempio all'ingresso della gabbia e anche qui alla verticale di tavola. Che reazione hanno avuto quando C'è da lei è dire andata a casa e che gli il percorso parte con quella parte lì che è molto difficile e quindi il cavallo deve essere già abbastanza sulle gambe, molto reattivo. Il cavallo in questo caso di Mattii è un pochettino lento questa sera, quindi ha fatto degli errori specialmente davanti, 2 errori, poi un errore sul lato corto sotto la giuria Un di altro errore copertura, adesso al largo. però sicuramente non è nel suo momento di forma migliore sicuramente questa sera. Poi ha trovato, sai, a volte va bene, incappi in un percorso abbastanza facile, invece magari nel momento di forma che non sei proprio al 100% ti capita un percorso come questo del Gran Premio di San Patrignano e allora diventa difficile. Chiude Matì la sua prova in 82,13, 16 le penalità raccolte lungo il tracciato e adesso tocca a un altro italiano, Pier Giorgio Bucci, quindi noi utilizzeremo la presenza qui in postazione con noi di Donofrio proprio per commentare la prova di Pier Giorgio Bucci in sella da Zara Canebo, un castrone del 97. Pier Giorgio Bucci, che è campione italiano in carica, si è laureato ad Augusta nella primavera di quest'anno e arriva a questo impegno di San Patrignano con una bella secondo posto nella Coppa delle Nazioni e lo Xio di Lumen, un secondo posto sempre a Lumen ma nel Gran Premio e piazzamenti di assoluto spessore negli Xio di Linz. E allora commentiamo la gara di Pier Giorgio Bucci che sta per iniziare. Partito bene, per adesso non posso dire altro, adesso spero che il cavallo sia veramente in forma, sti peccato, un errore veramente stupidissimo questo. Questo non è di sicuro il suo cavallo di punta perché è da Zara Porto Rico che sicuramente starà preparando per altri impegni. Ecco. Questo è un cavallo giovane, penso a 11 anni, quindi magari sono le prime esperienze su percorsi di questo livello. Un altro errore al sesto Poi ostacolo. Conta molto anche la programmazione di questo concorso perché puoi saltare in notturna solo il primo giorno la gara grossa e poi se magari è un cavallo un pochettino inesperto diventa difficile perché dopo c'è la gara caccia il secondo giorno, quindi non hai tutta la possibilità di montare in notturna. Comunque si sta comportando abbastanza bene, certo non è sicuramente uno dei percorsi migliori, però la esperienza almeno per il cavallo, visto che adesso magari non ha proprio il suo cavallo di punta per questa occasione. 12 penalità, sin qui ultimi 2 ostacoli da affrontare. Bene il verticale, bene anche il largo, 78,17, 12 penalità dicevamo per lui. E adesso un altro binomio italiano, Francesco Franco in sella Gregor 14. Dicevi un errore molto banale sul secondo ostacolo, sì. Cosa è successo? Ci ha fatto rivedere il nostro regista Roberto Gambuti. Sì, un errore da anteriore, il primo ox era abbastanza impegnativo, il numero 1 in verticale, poi c'è tanto spazio. Quest'ox che come primo ox era abbastanza impegnativo, abbastanza largo e il cavallo è stato magari anche un pochettino disattento perché quando vieni comunque a saltare contro la tribuna qui dove c'è scritta San Patrignano i cavalli tendono sempre a guardare un pochettino dietro, così, specialmente i cavalli che non hanno tanta esperienza. Ecco Francesco Franco che si appresta a cominciare la sua gara su Gregor 140. Francesco Franco che è cavaliere molto conosciuto e molto apprezzato soprattutto per il suo lavoro con i cavalli giovani e con i molti cavalli italiani che ha portato ad altissimo livello. Cavallo giovane, infatti 9 anni. Questo è un cavallo che ha saltato anche molto bene a Napoli nel CSI 5 Stelle, adesso non ricordo esattamente ma ha fatto 0 nel percorso base. Commette un errore però all'ingresso della gabbia sul largo di 1,50 m per 1,60 m. Ancora un errore sul largo, il sesto ostacolo. Non bisogna dimenticare che comunque questo Gran Premio è veramente uno dei Gran Premi più importanti.
ci sbaglia. sono al mondo, questo è sempre stato nominato come il concorso più bello del mondo, quindi il Gran Premio è un Gran Premio all'altezza. Rinuncia a proseguire la sua gara Giuseppe D'Onofrio, aveva sbagliato anche Francesco Franco, scusate, rinuncia a proseguire la sua gara, aveva sbagliato anche alla triplice. E adesso dopo Francesco Franco tocca al belga Dirk Demersman su Falin K, un castrone del 99. Un cavallo figlio del grandissimo Darko, un cavallo di origine belga, per un binomio tutto appunto del Belgio. 2 presenze olimpiche per questo cavaliere, risultati molto lusinghieri nel Gran Premio all'Oxio di Roma, proprio in Italia a maggio, a Piazza di Siena, e un bel terzo posto nella Coppa delle Nazioni a Rotterdam. D'Onofrio si è alzato un po' di vento, quanto disturba il vento la prestazione dei binomi? No, ormai i cavalli a questo livello è difficile che sia proprio il vento, a meno che davvero non venga una bufera a disturbarli, sono molto concentrati, poi i cavalieri altrettanto, quindi trasmettono abbastanza questa concentrazione, è difficile che si distraggano per poco così. Diciamo che ben altri problemi crea la pioggia. Sì, quello sì, il peccato, è Errore. venuto male la distanza per la gabbia. Errore all'ingresso della gabbia per Demersman. È una partenza difficile comunque per il Gran Premio, perché parti 1-2 che sono abbastanza lontani come salti, poi invece devi prendere subito il ritmo perché c'è verticale, riviera, che bisogna subito avanzare per poi tenere il cavallo agli ordini e metterlo bene al centro della gabbia, che è abbastanza difficile. Intanto sono soltanto 4 sin qui i binomi in grado di qualificarsi per il barrage, l'austriaca Giulia Kaiser su Ferna, poi Giuseppe D'Onofrio che abbiamo qui con noi in postazione su Lanzeo 2, Omar Bonomelli su Quintero 4 e Patrick McEntee in sella Avery Muri Mere Z. Termina intanto la sua prova Demersman, 8 penalità per lui. E adesso la volta di Andy Candin, romeno, in sella Remember Z. Ecco, vediamo intanto il replay, l'errore all'ingresso della gabbia per Demersman. Remember Z, Zanger Scheide, 12 anni da Rex. Un cavaliere nato nel 1972, questo Andy Candin, che porta a San Patrignano Remember, cavallo dell'allevamento di Zangerscheide, figlio del grande Rex Z, che è uno stallone Hannover. Ecco che comincia la gara. Noi intanto invitiamo Giuseppe D'Onofrio a rimanere qui con noi sin quando sarà possibile, perché poi il barrage lo faccio però. Dovrà prepararsi per il barrage. Ancora bisognerà attendere la prova dopo Candin di De Jong, Puk e Sugitani e Mulbauer, prima di vedere il prossimo binomio italiano, la Mazzone Ionella Ligresti Bonomelli, ottava italiana in gara. Intanto Candin già due errori, non si esprime certamente al meglio questa sera. 8 penalità per lui, eccolo, supera la triplice e adesso il verticale di tavola, ma commette un errore anche qui. A volte, sai, quando fai 0 sembra che venga tutto facile, invece non è poi così facile, perché veramente a questo livello è questione veramente di piccoli particolari, far andare tutto bene o andare tutto male, veramente bellissimo sport ma molto difficile. Infatti lasciava immaginare un percorso non molto impegnativo il percorso netto realizzato da Giulia Kaiser, che ha
diciamo così, aperto alle ostilità. Esatto, sai che io lo guardavo dal campo prova, perché qui c'è anche una televisione per vedere i percorsi che passano sul campo centrale, e l'ho visto montare, ho detto, dopo averlo visto a terra mi sembrava molto, visto da lei ho detto un percorso facilissimo, invece dopo sono usciti all'inizio qualche netto, dopo adesso è cambiata I binomi fanno un po' fatica a terminare senza errori questo percorso. Candin ha finito con 12 penalità. Adesso sul campo di gara lo svizzero David De Jong in sella a Tahorna, una femmina del 96. Giovane cavaliere svizzero con un curriculum sicuramente non pari a quello dei grandissimi, ma con buone prestazioni a livello internazionale da Young Rider, e con una cavalla sicuramente di grande classe, questa Tahorna, che è una femmina di origine belga da Horn Z. Eccolo al terzo ostacolo, rischia molto al terzo ostacolo. errore alla riviera. Errore alla riviera, sì. Errore anche in uscita dalla montando gabbia. bene, cioè ce la sta mettendo tutta, sicuramente Sbaglia anche al largo. per uno Young Rider, come hai detto, è un'importante esperienza, ma è un percorso molto difficile, tecnico. Bisogna dire che gran parte degli errori in effetti sono concentrati tra il quarto e il sesto ostacolo. Dalla riviera, gabbia, e poi difficile. Era partito bene, poi Era partito abbastanza bene, ma termina qui la sua gara. le difficoltà sono diventate troppe a un certo punto della gara. Forse si è un Poi po' innervosito comunque anche il cavallo per i tanti errori. No, ma forse, sai, neanche quello. Il problema è che veniva già da una serie di errori. Poi girando si è trovato il muro d'ingresso alla doppia gabbia, che è veramente abbastanza difficile, sai, ci vogliono già dei cavalli d'esperienza, è abbastanza Ecco l'errore spavaldi. alla barriera di tavola, ed ecco prontamente arriva il replay sull'errore al muro e al... Sì, è sembrato alla che il gabbia. cavallo si fosse messo proprio indietro sul... Lui ha cercato di farlo andare lo stesso, ma forse è stato meglio così, si è fermato il cavallo sull'ultimo ostacolo. Gerfried Puck, austriaco, in sella 11th and Bleak Here, un castrone del 95 già sul campo di gara. Gerfried Puck, che ieri sera ha siglato la Grand Chasse qui a San Patrignano, e quindi sicuramente parte con una buona carica agonistica per fare del suo meglio anche in questo Gran Premio. E adesso immancabile la domanda: chi vincerà? Chiediamo a Donofrio. Io non sono scaramantico e dico che spero di vincere io. Perfetto, noi ovviamente te lo auguriamo di cuore. Sarebbe comunque bello terminare il San Patrignano con una vittoria italiana. Gli italiani un po' in sordina nei primi 2 giorni di gara. Ma il mio cavallo ha saltato veramente bene il primo giorno, non per contraddirti, ha fatto quarto nella gara grossa del primo giorno facendo doppio netto. Poi ieri invece mi ha guardato il verticale sulla riviera che era in mezzo al campo, non so come mai, e poi oggi, devo dire la verità, ha saltato veramente bene, ho sentito proprio bene. Ecco, diciamo che nel complesso i migliori risultati sono arrivati appunto oggi con la vittoria di Govoni. Gianni è sempre stato un passo dalla vittoria, è un cavaliere eccezionale, fuori classe vero, veramente competitivissimo, velocissimo, tutta la grinta, è sempre un passo dalla vittoria, quando funziona tutto vince alla grande, veramente. E questo sembrava un percorso proprio fatto per Gianni, insomma, è partito, è una velocità incredibile, io ero in campo dietro di lui, è difficile emularlo. 3 errori intanto. Il primo giorno ha vinto Pius Switzer la gara a fasi consecutive, poi ha fatto secondo lui, terzo io, ma quando sei in campo dietro di lui lo vedi, una facilità incredibile.
veramente bravissimo, bravissimo. Gerfried Puk termina con 12 penalità, quindi anche lui non accede al barrage, e adesso Taizo Sugitani, giapponese, in Sella California, un castrone del 97. Taizo Sugitani, un cavaliere giapponese che ama molto l'Italia e che non perde occasione per frequentare i nostri internazionali. È stato a Piazza di Siena, quando può è a San Patrignano, insomma, gli appassionati lo ricordano. Abbiamo visto prima Obelix con il principe saudita, Obelix che è stato a lungo compagno di gara di Taizo Sugitani, che oggi ci porta California, che è un castrone Holsteiner, è un figlio di Calido. Comincia bene la sua prova. Intanto ricapitoliamo, sono soltanto 4 i binomi qualificati per il barrage. Giulia Kaiser, austriaca, su Fern, Giuseppe Donofrio su Lanzeu, Omar Bonomelli su Quintero 4 e Patrick McEntee, belga, su Avery Muri Mere Z. Percorso netto intanto sin qui per Sugitani, bene anche alla triplice e bene al verticale di tavole. Ci sembra stia andando molto bene sin qui. Molto, è un cavaliere che monta veramente molto bene, lui ha montato sempre con Ek Noren e veramente quando ha avuto a disposizione dei cavalli all'altezza è sempre stato all'altezza, veramente molto stile, Ultimi una bella 3 monta. ostacoli. Il cavallo sta saltando benissimo, alto sulle barriere, proprio bello. Sembra tenere sempre un buon margine di sicurezza. Sì, sì. Eccolo Anche all'ultimo ostacolo, vediamo al largo, percorso zero. netto per Taizo Sugitani, percorso netto per lui. Si qualifica quindi per il barrage 79-72 il tempo. Dopo il giapponese vedremo Thomas Mulbauer, tedesco, su asti spumante, subito dopo Ionella Ligresti Bonomelli. Mulbauer è già sul campo di gara. Thomas Mulbauer, che non è sicuramente uno dei cavalieri della primissima rosa tedesca, ma un cavaliere giovane con una carriera davvero che si prospetta davvero brillante. Suo il secondo posto in Coppa delle Nazioni Roxio di Madrid la dice lunga sulla potenzialità di questo cavaliere. Asti Spumante è un cavallo tedesco, uno stallone Oldenburg, ed è figlio del grandissimo Argentinos. Sì. Un buon cavallo, vedo sempre fare delle bellissime gare, lo monta molto bene, lo monta penso anche da tanto tempo il cavallo. Bisogna dire che i giudizi di Donofrio sono sempre molto teneri nei confronti dei colleghi. No, non è vero, quando sicuramente ho visto tanti percorsi di questo cavaliere e l'ho visto sempre andare quasi sempre bene, lo monta sempre bene il cavallo, poi ha un buonissimo insieme perché anche dopo la Riviera ha fatto un tempo di galoppo in più di tutti gli altri, invece che ha fatto 7 tempi, il cavallo ha risposto benissimo e fino adesso sembra che vada via tutto liscio. Diciamo che quando si conoscono anche le difficoltà di uno sport è difficile essere cattivi con i propri colleghi. Rischia qui intanto ha rischiato, è stato fortunato, doppia gabbia, è andata bene, ma sicuramente c'è grande sintonia con questo binomio, come diceva Giuseppe Donofrio. Asti Spumante è con Thomas Mulbauer fin dal 2002, quindi proprio questo cavallo ha fatto con questo cavaliere tutta la sua carriera. Percorso netto. Quando si conosce il cavallo così diventa tutto più semplice e poi una dose di fortuna ci vuole sempre per ogni percorso netto. 77-21 il suo tempo, si qualifica per il barrage il sesto binomio che si qualifica per la seconda fase, e adesso Ionella Ligresti Bonomelli, ottava italiana in gara, in sella quinta 27, una femmina del 97.
Lionella Ligresti è un'amazzone di grandissima esperienza, un palmarès veramente di tutto rispetto. Solo per guardare le ultime date, un secondo posto nel Gran Premio dello Xio di Linz con Nanta e una vittoria in una gara contro il tempo nello Xio di Linz, quindi una striscia assolutamente positiva che l'ha portata a questo Xi di San Patrignano. Ecco che comincia la sua gara bene sul primo e sul secondo ostacolo. Diciamo che sin qui Sì. gli spazi sono abbastanza ampi. Poi insomma suo marito ha fatto 0, quindi deve mettercela veramente tutta. Ecco. Benissimo fino adesso, Bene veramente. anche alla gabbia. Perfetta fino qui, veramente una buonissima sintonia col cavallo. Adesso la triplice, ha perso un attimo la direzione, Ecco, attenzione, è caduta anche. per fortuna non si è fatta niente, sembra che non si sia fatta niente. Ecco, spieghiamo. Purtroppo ha saltato la triplice, a quello che ho intravisto io, adesso vedremo il replay, ha perso un attimo la direzione verso la tavola e la distanza e i 4 tempi sono venuti un pochettino lunghi. La cavalla è molto rispettosa, ha avuto esitazione a staccare, però almeno, ma come a colpo d'occhio così, come prima impressione. Ecco, spieghiamo cosa vuol dire a beneficio di chi non è un tecnico, cosa vuol dire la cavalla ha perso 4 tempi. Quella linea dalla triplice alla tavola sono 4 tempi di galoppo abbastanza lunghi. La triplice ti aiuta perché puoi dare una buona distanza con un buon galoppo, quindi ti porta abbastanza in là verso la tavola. A prima vista mi è sembrato di vedere che la cavalla di Lionella abbia perso un attimo la direzione, scendendo dalla triplice, spostandoci leggermente a sinistra, quindi non tenendo una linea retta la distanza si allunga. Ecco il replay. Questo è troppo all'ultimo momento, vedi, però ti dico, è una prima impressione che do io, vedi. Però secondo me l'errore nasce dalla triplice. Sono cose che comunque succedono abitualmente nelle gare. Sono cose che succedono, sì. Ecco, errore di Lionella Ligresti Bonomelli proprio alla verticale di tavola. Spieghiamo un po' questo ostacolo che è un po' particolare. È un salto abbastanza difficile, è molto verticale, vedi, è molto pieno, i cavalli vedi che la cavalla quando scende dalla triplice va un attimo a sinistra, poi Lionella la corregge e la rimette al centro, però sicuramente questo cambio di direzione ha influito sulla distanza ed è un vero peccato perché la cavalla stava saltando benissimo, lei altrettanto la stava montando benissimo. William Greve in gara, olandese in sella City Cargo Perpetua, un castrone del 97. Greve è stato protagonista in questi 3 giorni a San Patrignano. Sì, portando peraltro un suo cavallo giovane che ha vinto, con il quale ha vinto la prima gara, ma qui di nuovo la Riviera tradisce. La Riviera è molto lunga l'acqua qui. Noi intanto salutiamo Giuseppe Donofrio che deve andare a prepararsi per il barrage, visto che è uno dei 6 qualificati sin qui. Gli facciamo ovviamente il nostro in bocca al lupo, speriamo di vederlo vincitore. Buonasera a tutti e grazie, è stato un piacere. Grazie per essere stato con noi. Riprendiamo quindi a commentare la prova di William Greve. 8 le penalità per lui. Adesso supera bene l'11° ostacolo. Vediamo al verticale, bene anche il verticale, l'ultimo ostacolo, adesso il largo di 1,50 m per 1,80 m. 8 penalità per lui, quindi non si qualifica per il barrage. William Greve, che si era appunto, come dicevamo, comportato bene nei primi 2 giorni di gare, e adesso un binomio tedesco, Max Kuhner in sella ad Acanthus GK. Acanthus GK, che è uno stallone figlio dell'Holsteiner a Corrado,
e Max Kühner, che è un cavaliere giovane ma con un curriculum già molto interessante. Secondo posto per lui in Coppa delle Nazioni nello Xio di Madrid, ad Aachen un bel piazzamento in una gara contro il tempo, e altrettanto sempre ad Aachen un altro successo in una gara di velocità, quindi una prova questa mista che potrebbe anche essere tagliata su misura per questo cavaliere. Eccolo al secondo ostacolo, rischia già al secondo ostacolo, sfiorato l'Oxer. Bene il verticale, adesso la riviera. Adesso sì, l'ostacolo, il cavallo rifiuta l'ostacolo all'ingresso della doppia, della gabbia. Sì, bisogna considerare che la gabbia subito dopo la riviera è sicuramente un'insidia disposta dai direttori di campo con una punta di malizia, perché il cavallo sulla riviera arriva diciamo allungato per coprire tutta la distanza dello specchio d'acqua e si trova di fronte un ostacolo doppio e quindi gli si richiede di nuovo di raccorciare tutta la sua azione. Prosegue la gara di Max Kühner, 4 le penalità sin qui raccolte lungo il percorso. Bene l'ingresso della doppia gabbia, si avvicina adesso al largo di 1,50 m per 1,70 m. Gli ultimi due ostacoli adesso da affrontare: un verticale che supera con un buon margine e un largo, anche questo superato senza grandi difficoltà. Chiude con 4 penalità, 94 secondi, 7 le penalità perché c'è anche un'infrazione di tempo. Sono 84 i secondi concessi per chiudere il percorso. Dopo Max Kühner vedremo sul campo di gara Kenneth Chang di Hong Kong in sella Jockey Chengdu. Intanto ricordiamo che sono 6 binomi che si sono qualificati per il barrage. Il barrage, ricordiamo, è la seconda fase della gara, un nuovo percorso al quale accedono solo quei binomi in grado di realizzare il percorso netto nella prima fase, che è quella che stiamo commentando adesso. Ecco Kenneth Chang, comincia la sua prova. Kenneth Chang che ha avuto la capacità e sicuramente un pizzico di fortuna per qualificarsi per le prossime Olimpiadi, che per quanto riguarda i cavalli si terranno proprio a casa sua, quindi a Hong Kong, per consentirgli anche una partecipazione con un cavallo di grande livello, il Jockey Club di Hong Kong, che è famoso per le grandi corse del dicembre. Gli ha messo a disposizione questo Chengdu, che è un cavallo di origine tedesca, è un Holsteiner figlio di Chambertin. Intanto ha commesso un errore anche lui alla riviera, quindi si conferma più che corretta la valutazione che ci ha dato qui in postazione con noi Giuseppe Donofrio. La parte centrale del percorso crea davvero molte difficoltà ai binomi. 4 penalità sin qui per Kenneth Chang, che conclude adesso la sua gara. Ci sono gli ultimi 2 ostacoli da affrontare e termina in 86,06. 4 penalità dicevamo, quindi niente barrage per lui. E adesso Giovanni Govoni, reduce dalla vittoria nella categoria difficoltà progressive con Jolly del pomeriggio. Sentite gli applausi del pubblico di San Patrignano.
Gianni Govoni, che in questo CSI di San Patrignano aveva già sfiorato in tutte le 2 giornate iniziali la vittoria, 2 secondi posti per lui, non poteva che non arrivare a un successo che è puntualmente arrivato poche ore fa. Il cavallo con cui si presenta questa sera è Joyeux d'Opale, è un castrone Celle Français, figlio di Diamant de Semeilly, bellissimo terzo posto per lui nel Gran Premio dell'Oxio di Roma proprio qualche mese fa. Bene, guardiamo con attenzione la gara di Govoni. Supera senza difficoltà i primi 2 ostacoli, va bene anche il verticale. Adesso c'è la Riviera, senza problemi la Riviera. Vediamo l'ingresso della gabbia, superata anche la gabbia, forse questo è il punto più difficile del tracciato. Molto bene anche al largo, ostacolo numero 6, adesso affronta la triplice e poi la verticale di Tavole. Molto bene, percorso netto sin qui, siamo ormai all'ingresso della seconda gabbia, una doppia gabbia, eccolo al muro, il 10° ostacolo. Sfiora l'ostacolo, ma riesce a passare indenne. Govoni ha rischiato moltissimo, però su questo salto, attenzione, ultimo ostacolo prima di arrivare al barrage. Si qualifica, percorso netto, si qualifica per il barrage Gianni Govoni in sella Joyeux d'Opale. 78.04 il suo tempo. Molto bravo davvero Gianni Govoni, come dicevamo ha rischiato alla doppia gabbia, ha rischiato molto alla doppia gabbia, comunque è riuscito a realizzare il percorso netto. E vedete una delle tribune di San Patrignano pienissima. Adesso una Amazzone, Jane Richard in sella Gialla de Gavier, una femmina del 97. Un binomio tutto sommato giovane, sia per quanto riguarda la saltatrice sia per quanto riguarda l'Amazzone. Il curriculum di Jane Richard non è precisamente un curriculum stellare, ma sicuramente l'Amazzone ha una striscia di buone prestazioni ottenute quest'anno, non ultima una vittoria in una gara contro il tempo all'Oxio francese di La Baule, concorso di grandissimo prestigio. Ottenere un successo su quel campo dà lustro al palmarès. Bene alla Riviera, l'ingresso della gabbia, bene anche l'uscita, scalcia un po' il cavallo, molto bene anche al largo. Ecco, spieghiamo anche la differenza tra Xi e Xiu, di cui abbiamo parlato durante la telecronaca. Commette però intanto un errore Jane Richard alla verticale di Tavole, quindi compromesso anche per lei l'ingresso al barrage. Dicevamo un errore anche alla doppia gabbia. Dicevamo della differenza tra Xi e Xiu. Sì, lo Xi è un concorso di salto ostacolo internazionale, ciascuna nazione può ospitarne un numero variabile a sua discrezione, sono divisi per livello e contrassegnati da delle stelle, si passa da 1 a 5, questo concorso di San Patrignano è un concorso a 5 stelle, quindi è il massimo per quanto riguarda un CSI, sia per quanto riguarda il livello tecnico sia per quanto riguarda il montepremi. Lo Xio invece è il concorso di salto internazionale ufficiale che ciascuna nazione può ospitare solo una volta. Ecco, intanto Jane Richard ha chiuso la sua prova con 8 penalità, 74,33 il tempo, quindi non parteciperà al barrage. Mentre vediamo sul campo di gara già c'è Marcus Henning, uno probabilmente dei favoriti, uno dei nomi più importanti di questo concorso. Ma prima di parlare di Marcus Henning salutiamo Roberto Arioldi, commissario
commissario tecnico azzurro. Buonasera a tutti. Buonasera Arioldi. Allora, intanto parliamo delle prestazioni dei binomi italiani in questo San Patrignano. Ci sono che sono molto in forma: Gianni Govoni, Omar Bonomelli e Langeus con Pippo Donofrio, che hanno veramente saltato bene. E io penso che se la possono giocare anche con delle buone possibilità anche nel barrage. Ecco, intanto vediamo la prova di Henning, percorso netto sin qui. Sì, Marcus Henning, che è cavaliere molto amato a San Patrignano perché proprio qui ha vinto il titolo europeo a squadra nel 2005, medaglia d'oro a squadra alle Olimpiadi di Sydney, un curriculum vastissimo. Ricordiamo solo tra gli ultimi successi la vittoria in Coppa delle Nazioni Luxio di Rotterdam. Non si qualifica però per il barrage perché ha commesso un errore alla verticale di tavole, quindi non parteciperà al barrage, appunto uno dei nomi più noti presenti qui a San Patrignano. Sfruttiamo quindi la presenza di Arioldi qui in postazione con noi per commentare dal punto di vista tecnico questa gara, poi magari nella pausa tra questa prima fase e il barrage parleremo anche un po' dei risultati italiani in questo ultimo periodo. Termina la sua gara Marcus Henning, intanto 4 penalità per lui, 76 e 98 il tempo. Dopo Henning vedremo Julian Melchior, belga, in sella ad Action Pur Z. Intanto chiediamo a Arioldi il suo pronostico per questo Gran Premio Vincenzo Muccioli. Yo-yo Dopal. Un pronostico così secco? Sì. Benissimo, quindi punta su Gianni Govoni, il commissario tecnico azzurro Arioldi. E adesso vediamo Julian Melchior su Action Pur Z. Una giovanissima amazzone, Giudiane è nata nell'ottobre dell'86, ma con un grandissimo talento che sta esprimendo con una striscia di risultati assolutamente lusinghieri. Giudiane peraltro monta i cavalli dell'allevamento di famiglia che è Zangerscheide, quindi ha a disposizione anche un parco cavalli di primissima qualità. Con questo Action Pur, che è uno stallone Westfaler, ha vinto recentissimamente la Coppa delle Nazioni e l'Oxio francese di La Baule. Percorso netto sin qui, Arioldi ci sembra che stia andando molto bene. È un buon cavallo, lei lo sta interpretando molto bene. Penso che può proseguire veramente bene. Durante il tracciato ha fatto tutto con una buona facilità. Eccola adesso attesa dalla doppia gabbia, l'ingresso, il muro d'ingresso molto bene, muro che dicevamo prima crea qualche difficoltà. Sì, è una forma un po' strana, qualche cavallo con le ombre così può guardare un po'. Ultimi 2 ostacoli da affrontare, commette un errore proprio sul 12° ostacolo Julian Melchior, che chiude con 4 penalità in 81 e 75. Anche per lei niente barrage, quindi sono 7 i binomi sin qui qualificati per il barrage, oltre a Govoni, pronosticato vincente dal commissario tecnico azzurro Arioldi con un pronostico forse un po' patriottico. Oltre a Govoni, dicevamo, c'è Thomas Mulbauer su Asti Spumante, Taizo Sughitani su California, Patrick McEntee in sella Avery Muri Mere Z, Omar Bonomelli su Quintero 4, Giuseppe Donofrio su Lanzeu e Giulia Kaiser in sella a Ferna. Adesso vedremo Cristina Lieber, svizzera, in sella Robin Hood. Sì, Cristina Lieber che ha dato già buona prova di sé in queste 2 giornate di San Patrignano, amazzone svizzera, ospite frequente
degli eventi organizzati dalla comunità. Robin Hood non è il suo cavallo di punta, che è No Mercy, ma è senz'altro un cavallo molto generoso, come stiamo vedendo in questo inizio di percorso. Bel risultato per lei recentemente sul campo di casa, San Gallo, con una bella vittoria nel Gran Premio dello Xio con il suo primo cavallo No Mercy. È il 29esimo binomio a scendere sul campo di gara. 7 sin qui sono qualificati per il barrage. Una percentuale così bassa lascia capire le difficoltà di questo tracciato disegnato da Rolf Ludi, svizzero, e Heiner Fischer, svizzero. Un tracciato di 520 metri da percorrere in un tempo massimo di 84 secondi. 13 ostacoli per 16 salti. Percorso netto per Cristina Lieber. Si qualifica quindi anche lei, è l'8ª, si qualifica anche lei per il barrage 76,54. Davvero molto brava Cristina Lieber. Adesso è la volta di Peter Wild, è il 30esimo binomio ad entrare in gara. Ricordiamo che la prossima azzurra sarà Giulia Martinengo, la 40esima. Poi il 44esimo sarà, anzi 39esima a gareggiare Giulia Martinengo, e poi il 44esimo sarà Emilio Bicocchi. Questo per quanto riguarda gli italiani ancora in gara. Adesso vediamo Peter Wild, americano, in sella Campino. Peter Wild, campione olimpico in carica a squadre per la vittoria ad Atene con Feincera, femmina Holsteiner, che lo ha portato anche a ottenere il terzo posto individuale nei World Equestrian Games di Jerez de la Frontera nel 2002, cavaliere di buona esperienza e con un palmarès di tutto rispetto. Questo Campino è un castrone tedesco, è un castrone di origine, è un castrone Holsteiner ed è figlio di Corofino. Buona esperienza, ma anche lui commette un errore alla Riviera, quindi anche per lui niente barrage. È andato un po' troppo in elevazione, non in estensione, ha toccato la stecca. Questo è figlio di un cavallo che era in Italia, che Corofino era un cavallo che montava Valerio Sossi, e sta riproducendo molto bene. Vediamo come termina la sua gara. Ultimi 2 ostacoli, eccolo al largo finale. Termina con 8 penalità Peter Wild in 77,36. Dopo di lui un altro americano, Richard Spooner, in sella Cristallo. Un altro cavallo tedesco per un cavaliere statunitense, anche questo è un cavallo Holsteiner, questo è figlio di Caretino, e Richard Spooner è un cavaliere decisamente di esperienza, siamo abituati a vederlo anche in Italia, era a Piazza di Siena, e arriva a San Patrignano con una striscia positiva di vittorie, però soprattutto in CSI. Arioldi, un pronostico, ancora dobbiamo vedere Giulia Martinengo ed Emilio Bicocchi. Giulia Martinengo purtroppo non monta il suo primo cavallo perché atletica è un po' infortunata e sta riprendendo. È un buon cavallo, però la Giulia veramente deve montare senza sbagliare un avvicinamento, perché è un buon percorso per questo binomio. Emilio Bicocchi, il cavallo è stato un po' a riposo, sta riprendendo a lavorare, i primi 2 giorni, il primo giorno non ha saltato bene, ieri un po' meglio. Io penso che oggi avrà qualche problema magari nella linea verticale Riviera Gabbia, se riuscirà a montare bene lì può fare 0 penalità. Comincia adesso la prova di Spooner. Bene ai primi 2 ostacoli. Andiamo al terzo e adesso
la riviera e poi la gabbia, bene in ingresso e anche in uscita. Chiediamo ad Arioldi un pronostico anche un po' meno patriottico, in alternativa a Govoni. Beh, adesso bisogna vedere tra i cavalieri, adesso c'è ancora un buon lotto di cavalieri che deve entrare, di veloci ci può essere Langau, può esserci Ludger, ci può essere lo stesso Pio Switzel. Questi qua, se riescono a passare indenni dal percorso base, di certo daranno filo da torcere a Gianni, ma Gianni è uno dei cavalieri forse più veloci che abbiamo in questo momento, e dunque saranno anche gli altri a preoccuparsi di noi. Intanto qualche problema per Spooner alla verticale di Tavole. Sì, verticale di Tavole che sta mettendo in fase di attenzione diversi cavalli. È stato un ostacolo con parecchi errori, probabilmente il fatto che arrivi proprio dopo un ostacolo in estensione ed essendo così pieno mette un pochino i cavalli indietro, Roberto. Sì, ma anche la sfumatura dei colori, i cavalli arrivano che sono un po' indecisi e tante volte questo, specialmente in notturna, può creare qualche problema. Riprende la sua gara Spooner, c'è il secondo rifiuto e quindi l'eliminazione per Spooner. Adesso sul campo di gara c'è il tedesco Marco Kutscher in sella cash, un castrone del 96. Marco Kutscher amatissimo a San Patrignano perché qui ha conquistato l'oro individuale a squadre nel campionato d'Europa che la comunità ha organizzato nel 2005. Curriculum infinito per questo cavaliere, terzo individuale e terzo a squadre nei giochi olimpici di Atene, vincitore della Coppa delle Nazioni dell'Oxio di Rotterdam proprio qualche settimana prima di venire qui a San Patrignano, quindi un cliente molto molto difficile. Ecco Kutscher che comincia la sua gara bene sul primo ostacolo, adesso affronta un largo superato con un buon margine. Eccolo adesso al verticale, si avvicina alla riviera. Ben montato sulla riviera, una buona estensione, riprende per i 6 galoppi, ok, adesso c'è una girata destra sull'Oxer che è abbastanza profondo, bene, supera bene anche questo Oxer, si avvicina alla triplice, ok. Adesso la verticale di Tavole, vediamo. 4 galoppi in mano, bene, adesso sta organizzato 8 galoppi per l'Oxer che è arrivato troppo vicino. Errore quindi per Marco Kutscher, anche per lui niente barrage. Ha organizzato una traiettoria troppo all'interno, gli 8 galoppi sono troppo corti e fa errore in salita con l'anteriore. E questi errori ci fanno capire anche per un binomio così rodato, perché Cash è con Marco Kutscher da almeno 5 anni, quanto questo percorso sia effettivamente difficile. Chiude con 4 penalità Marco Kutscher. Normalmente chi usa la traiettoria all'interno mette 7 galoppi, lui ha voluto stare all'interno organizzando 8 galoppi e si è avvicinato troppo all'Oxer. Adesso Gerko Schröder in sella Eurocommerce Berlin, binomio olandese. Eurocommerce Berlin è uno stallone del 94. Uno stallone del 94, Holsteiner dal grande Cassini, Cassini che ricordiamo montato da Frank Slotak proprio quando Frank Slotak era cavaliere di San Patrignano. Mentre il nostro regista inquadra il sindaco di Milano Letizia Moratti, Gianmarco Moratti. Ecco Schröder che comincia la sua prova, è il 33esimo binomio che vediamo questa sera.
44 dicevamo in gara. Ancora due italiani devono scendere sul campo di gara. Si tratta di Giulia Martinengo, che è la 39esima, e Emilio Bicocchi, il 44esimo. Sarà lui a chiudere questa prima fase di questa categoria mista. Ricordiamo poi ci sarà il barrage, un altro percorso un po' più corto che servirà per assegnare la vittoria. Intanto c'è l'errore di Schroeder, anche per lui errore alla verticale di tavole. Lui si è preoccupato un po' della profondità del salto prima, che era la triplice, ha attaccato molto la triplice, è arrivato troppo vicino alle tavole e ha fatto errore con l'anteriore. 8 sin qui i binomi qualificati per il barrage. Ricordiamo che poi al barrage chiude intanto con 4 penalità Schroeder. Dicevamo che al barrage bisogna appunto anche lì realizzare possibilmente il percorso netto. Ci si porta comunque dietro le penalità eventualmente. Bisogna realizzare il percorso netto nel tempo più breve possibile. Per la Francia, Eugénie Legrand-Angot in sella E quindi conterà molto anche la velocità nel barrage. Questa è una categoria mista e l'ordine di ingresso è dato dalla posizione che sei entrato nel percorso base. No, intendo per l'assegnazione della vittoria. Sì, ok, ma l'ordine di ingresso del barrage No, certo, poi quello viene stabilito dal solo lo zero penalità e dalla posizione che tu hai nell'ingresso della categoria. No, certo, mi riferivo infatti alla seconda fase di gara. Ecco adesso Eugénie Angot in sella Mozart Desayet, uno stallone del 96. Un cavallo figlio di Papillon Rouge che con Eugénie Commette un errore intanto in uscita dalla gabbia. Gli è venuta un po' corta, ha messo troppa pressione sull'ingresso e l'uscita gli è venuta corta. Il cavallo diciamo che è con Eugénie Angot da quest'anno, perché prima è stato compagno di gara per molto tempo del fuoriclasse britannico Michael Whittaker. 8 le penalità, sin qui 2 errori per Eugénie Angot. Eccola al muro d'ingresso della doppia gabbia. Buono il passaggio alla seconda gabbia di questo tracciato. Eccola l'ultimo verticale e chiude la sua prova con 8 penalità e 77 e 27 come tempo. Dopo di lei Laura Crott, americana, in sella al liquido, una femmina del 97. Ora per gli Stati Uniti d'America, Ecco, Laura Crott, 35 di testiera, che si è ben comportata in questi 2 giorni. Laura Crott, amazzone di grandissima esperienza, che ha approfittato del CSI di San Patrignano anche per provare un giovane cavallo. Abbiamo visto questo Billy Bianca, cavallo molto promettente di 7 anni. Laura, oltre ai cavalli diciamo di esperienza, ha portato con sé quello che sarà il suo futuro. È cominciata adesso la sua prova. Bene i primi... no, commette un errore al secondo e anche un errore al terzo. Errore anche alla Riviera, decisamente non positiva la sua prova. 12 le penalità, sin qui. Non è andata molto bene Laura Crott. Sì, è partita forse non molto concentrata e subito al primo errore poi adesso infatti si abbandona, si ritira.
si ritira dopo aver commesso un errore anche sulla verticale di tavola, di tavole. Laura Krott. Adesso Ludger Beerbaum tedesco in sella Enorm, un castrone del 97. E si vola per la Germania, il cavaliere che Ludger tanto si provvede a risistemare il percorso di gara. Ecco inquadrato Beerbaum, una bandiera tedesca. Sì, un cavaliere di grandissima esperienza, è stato il cavaliere che più a lungo è rimasto in testa nella ranking list stilata dalla Federazione Internazionale, un curriculum su tantissime pagine che inizia con 5 partecipazioni olimpiche che vanno dall'88 a Seul al 2004 ad Atene, nelle quali comunque ha riportato a casa 5 medaglie tra individuali e a squadre. Ecco Beerbaum che si accinge a cominciare la sua prova. Eccolo al primo ostacolo. Vediamo anche molti flash dalle tribune. Arioldi, possono infastidire questi flash i cavalli? Se sono frontalmente sì, se sono laterali no, ma se sono frontalmente possono creare qualche problema se il salto è in vicinanza. Eccolo alla riviera e poi all'ingresso della gabbia. Non incontra difficoltà. No, sta montando molto concentrato, sta montando veramente bene. Sta aiutando bene il cavallo a esprimersi nel migliore dei modi. Vediamo la verticale di tavole, passa indenne anche qui. Lui mette 7 galoppi sull'Oxer su una traiettoria interna. Eccolo alla di doppia pressione. gabbia, rischia molto. Un po' di fortuna sulla seconda barriera dell'Oxer. Adesso dovrebbe ricomporre un po' il cavallo per mettere in ordine, per affrontare l'ultima linea. Il verticale lo passa bene, 6 galoppi un po' in mano. Vediamo il largo. È perfetto anche sulla percorso netto anche per lui. 74 e 81 il tempo, percorso netto per Ludger Beerbaum, tedesco in sella Enorm, castrone del 97 e il nono binomio che si qualifica per il barrage. E adesso Pius Schwitzer, un altro dei favoriti svizzero, in sella Noblesse, una femmina del 98. Pius Schwitzer che in questo CSI di San Patrignano ha già fatto molto bene, ha vinto nel primo giorno di gare la prova a 2 fasi con Giamaica e con Noblesse si è classificato al secondo posto ieri nella prova con Winning Round. Ecco che comincia la sua prova. Commette un errore subito al secondo ostacolo l'Oxer, sembra un errore un po' banale. Sì, è arrivato un po' troppo vicino, con troppa mano la cavalla nel salire con l'anteriore ha toccato la prima barriera, peccato. Per noi è un buon vantaggio perché questo di certo in barrage sarebbe stato veramente un avversario abbastanza pericoloso. Ha ripetuto 2 errori dopo la riviera sulla gabbia, adesso sta cercando, ma penso che si ritira, infatti. Si ritira, perde uno dei protagonisti questo Gran Premio, Vincenzo Muccioli, Pius Schwitzer. Un vero peccato dal punto di vista sportivo, ma siamo... Un sospiro per noi. Il commissario tecnico della nazionale Arioldi chiaramente è tutto sommato contento di questa eliminazione. Adesso Vincent Voorn, olandese, in sella d'Audis al Papillon Armani. Vincent Voorn è un cavaliere giovane, un figlio d'arte, figlio di Albert Voorn. Arriva a San Patrignano con una bella striscia di risultati,
raccolti anche in Italia con una vittoria nell'Oxio di Roma a Piazza di Siena, anzi 2 vittorie, una in una mista in una categoria contro il tempo e una vittoria nella Coppa delle Nazioni dell'Oxio di San Gallo proprio con questo cavallo. Dopo Vincent Bourne ci sarà Steve Gerdat e subito dopo Giulia Martinengo, la mazzone italiana in sella a CT. Intanto seguiamo la prova di Vincent Bourne, bene alla Riviera, adesso alla gabbia, molto bene anche alla gabbia. Bene sul largo, adesso lo vediamo alla triplice. Ok, 4 galoppi in poi mano per la tavola. Percorso netto sin qui. E Bene. cercare di mettere un po' in ordine per affrontare un po' più tranquillo la doppia, perché ha pasticciato un po' sull'Ox. Adesso un po' di pressione per l'Ox, ecco lì è Sbaglia mancata. al largo della doppia gabbia Vincent Bourne. È mancato un po' di copertura sul secondo elemento della doppia. Quindi niente barrage anche per lui, rimangono 9 i binomi qualificati qui per il barrage. Chiude 4 penalità, 77-25 Vincent Bourne. Adesso Steve Gerdat, svizzero in sella Tresor quinto, uno stallone del 96. Steve Gerdat, un cavaliere svizzero, anche lui cavaliere giovane, figlio d'arte, un cavaliere giovane con già un buon curriculum, ma sicuramente una carriera in previsione futura tutta da farsi. Questo Tresor è uno stallone di origine belga. Ritroviamo di nuovo un padre che abbiamo già incontrato, che è Papillon Rouge, un Selle Français. Ricordiamo che dopo Gerdat sarà il turno di Giulia Martinengo. Intanto comincia la prova di Gerdat. Bene sugli Ox, adesso dietro fondo sul verticale per organizzare bene la linea per la Riviera. 5 galoppi sulla Riviera. Ok, bene organizzato, chiudere per mettere 6 galoppi. Adesso lui ha organizzato per 7 galoppi, ha chiuso molto forte per la gabbia. C'è stato un errore posteriore sull'uscita. Sull'uscita della gabbia. Gli è costato un po' troppo quel galoppo in più dopo la Riviera. Ha fatto traiettoria troppo esterna. Bene sulla triplice. Bene sulla tavola. Niente barrage quindi per Gerdat. Ok, passato bene l'Ox. Gira un po' corto sulla doppia. Rischia la gabbia, l'elemento centrale della gabbia, ma passa indenne. Ok, bene sull'Ox. Sta cercando di affrontare per cercare di avere 4 penalità veloci per essere ancora in classifica. Ok. Chiude con 4 penalità in 74 e 79 Steve Gerdat. E adesso Giulia Martinengo non è stata fortunatissima in questi giorni. Sentite gli applausi del pubblico di San Patrignano. Si è guadagnata le simpatie degli ospiti della comunità. Giulia Martinengo che è anche venuta qui in postazione con noi a commentare le gare della prima giornata. Ecco Giulia Martinengo. Giulia Martinengo che ha appena siglato una bellissima Coppa delle Nazioni all'Oxio di Linz con atletica, però con il suo cavallo di punta, mentre questo CT è un cavallo di origine tedesca, un Holsteiner, di nuovo anche questo è un figlio di Cassini di cui avevamo già parlato prima. Eccola al terzo ostacolo, adesso la Riviera. Bene sulla Riviera. Ok,
calma l'uscita, ok. Bene anche alla gabbia. Buono l'Ox, adesso dovrebbe richiudere un po' il cavallo per avvicinarsi bene sulla triplice. Ok, 4 galoppi in poi mano. Ah! Troppa mano. Quel salto oggi alle nostre ammazze non ha portato fortuna. Ancora un errore alla verticale di Tavole. Spieghiamo cosa è successo a Rioldi. E dopo la triplice si era preoccupata molto di tenere lontano il suo cavallo dalla tavola, ma ha messo troppa mano e la distanza era troppo lunga. Il cavallo ha avuto un'esitazione, ha rimesso i piedi e non se l'è sentita di staccare lontano. In effetti bisogna dire che questa è Quindi uno dei punti più ora bisogna attendere che venga risistemato l'ostacolo per far riprendere la gara Giulia Martinengo. C'è un po' una sfumatura strana, con le luci così i cavalli guardano un attimo prima di staccarsi, lì basta una piccola agitazione che la distanza può essere cambiata e dunque può creare dei problemi. Nel frattempo il cronometro si ferma. Ecco Giulia Martinengo che riprende la sua gara e commette ancora un errore. 8 quindi le penalità per lei sin qui, niente barrage. Un po' di pressione Giulia, ok, bene, adesso dovrebbe organizzare 8 galoppi all'esterno. Sbaglia anche al largo. Sì, si è avvicinata un po', penso che abbandona. Sì, abbandona, termina qui la gara di Giulia Martinengo. Peccato perché aveva cominciato sì, bene. aveva cominciato bene, la difficoltà Riviera Gabbia l'aveva passato bene, purtroppo ha avuto quella piccola incompressione sulla tavola. E adesso Robert Smith in sella Ronaldo, un castrone del 98. Io vi saluto perché vado a organizzare il campo prova per i nostri cavalieri per il barrage. Bene, allora un grazie a Roberto Arioldi, grazie per essere stato con noi a commentare questa gara. E spero di aver azzeccato il pronostico. Speriamo che il pronostico di Arioldi, che ha puntato tutto su Gianni Govoni per il barrage, per la vittoria finale, sia azzeccato. Grazie ancora per essere stato Grazie con a voi noi. e buona serata. Intanto prosegue la gara in Robert Smith adesso sul percorso di gara. Si ritira anche Robert Smith, rimangono 9 perciò i binomi qualificati per il barrage. Ludger Baum su Enorm, Cristina Liber in sella Robin Hood, Gianni Govoni su Joie d'Opal, Thomas Mullbauer su Asti Spumante, Taizo Sughitani in sella California, Patrick McEntee, Ever Muri Mere Z, poi Omar Bonomelli in sella Quintero 4, Giuseppe Donofrio su Lanzeu e Giulia Kaiser su Ferna. Questi 9 qualificati per il barrage. Adesso lo svizzero Daniel Etter in sella Po a Po. Daniel Etter è vice campione nazionale del suo paese, successo ottenuto proprio con questo cavallo, e si presenta a San Patrignano con dei buoni risultati ottenuti nello Xio di casa a San Gallo, dove ha conquistato una categoria mista e un bel terzo posto nello Xio di Rotterdam in una categoria a fasi consecutive. Per quanto riguarda anche per lui intanto qualche problema alla Riviera. Sì, dicevamo, per quanto riguarda le sue prestazioni italiane, lo ricordiamo quarto nella 6 barriere che ha offerto lo Xio di Roma a Piazza di Siena. 12 penalità per lui sin qui, anche per lui quindi niente barrage, si ritira anche lui.
percorso che continua a mietere vittime. Adesso Harry Smulders, uno dei nomi più importanti qui a San Patrignano. Harry Smulders, olandese in sella Walnut de Meuse, protagonista questi giorni, ma autore comunque di grandi risultati. Sì, un cavaliere giovane ma con una buona esperienza alle spalle, un palmarès ricco di successi, di piazzamenti, vincitore della Coppa delle Nazioni per il suo paese all'Oxio di Madrid recentemente, secondo in una prova dell'Oxio di Lummen e quarto di nuovo nella Coppa delle Nazioni dell'Oxio di cui parlavamo prima, l'Oxio di Roma a Piazza di Siena. Walnut de Meuse è una femmina di origine belga che viene da Nabab de Reve. Comincia bene la sua prova, passa indenne alla Riviera, eccolo alla gabbia, rischia molto l'ingresso della gabbia ma passa indenne. Ancora percorso netto, siamo all'ingresso ormai della triplice, eccolo alla verticale di Tavole. Bene anche sul nono ostacolo Harry Smulders, dicevamo protagonista in questi giorni qui a San Patrignano, molto bene anche alla gabbia. Beh, diciamo che chi vuol vincere sicuramente deve riuscire a battere Harry Smulders, si candida sicuramente per la vittoria finale. Sì, un cavaliere che abbiamo già visto molto competitivo su queste gare e sicuramente... E infatti percorso netto in 76,12, percorso netto per Harry Smulders che si qualifica, il 10° binomio che va quindi al barrage. E adesso un altro tra i nomi più noti, Jos Lansing in sella Valentina Van Dijk. Jos Lansing si presenta con un palmarès veramente di moltissime pagine, che inizia con 5 presenze alle Olimpiadi, da quella del 1988 a Seul all'ultima del 2004 ad Atene, con una medaglia d'oro a squadre nelle Olimpiadi di Barcellona. Campione del mondo in carica, vittoria ottenuta in terra tedesca ad Aquisgrana con il suo cavallo di punta Cavalor Cumano che abbiamo visto nella gara del pomeriggio. Questa Valentina Van der Heijke è una femmina di origine belga, anche questa cavalla è una figlia di Nabab de Reve che abbiamo già visto prima ed è con Jos Lansing da oltre 4 anni. Quindi dicevamo Harry Smulders sicuramente uno dei favoriti, sicuramente anche John Lansing. Jos Lansing è cavaliere che non lascia mai nulla di intentato, i suoi non sono percorsi di allenamento, sono percorsi con una forte carica però un errore, agonistica. commette un errore all'ingresso della gabbia Jos Lansing, quindi non parteciperà al barrage neanche lui, la gara perciò perde uno dei possibili protagonisti almeno per quanto riguarda la vittoria finale. Ecco, adesso si avvicina alla doppia gabbia, bene l'ingresso sul muro, bene errore sull'elemento centrale sul largo, quindi 8 penalità per Jos Lansing. Vediamo come termina la sua gara, come dicevamo però non parteciperà al barrage. Errore anche sull'ultimo ostacolo, un largo di 1,50 m per 1,80 m, chiude con 12 penalità in 82 e 82 il tempo. E adesso l'ultimo binomio di questa prima fase, l'italiano Emilio Bicocchi. Binomio italiano, Emilio Bicocchi in sella Jefferson Capitol d'Aragon, uno stallone del 98. Capitol d'Aragon che è il cavallo di punta di Emilio Bicocchi, cavaliere grossetano
con dei risultati molto lusinghieri in questo primo semestre del 2008, una vittoria nell'Oxio a Poznan, un secondo posto nell'Oxio di La Baule e un bellissimo piazzamento nella Coppa delle Nazioni dell'Oxio di Lummen. Intanto ci raggiunge qui in postazione Andrea Muccioli, figlio del fondatore della comunità di San Patrignano, Vincenzo Muccioli, cui è intitolato questo Gran Premio che chiude il concorso ippico internazionale di San Patrignano. Vediamo intanto la prova di Emilio Bicocchi prima di parlare con Muccioli. Bene alla riviera, ecco l'ingresso della gabbia, commette un errore, al doppio errore alla gabbia, quindi neanche Bicocchi parteciperà al barrage, perciò possiamo già dire saranno 10 binomi a partecipare al barrage. Giulia, errore per Bicocchi anche al non ostacolo e quindi si ritira Emilio Bicocchi in sella Jefferson Capitol d'Argonne. E quindi dicevamo 10 i binomi che si sono qualificati per il barrage. Binomio austriaco Giulia Kaiser in sella Fern, poi Giuseppe Donofrio in sella Lanzeu, Omar Bonomelli in sella Quintero quarto, Patrick McEntee su Avery Muri Mare Z, Taizo Sugitani che ha montato California, Thomas Mulbauer su Asti Spumante, Gianni Govoni, favorito per il nostro commissario tecnico della nazionale Arioldi, Gianni Govoni in sella Joyedo Paul, Cristina Lieber, binomio svizzero, Ludger Berbaun in sella Enorm, ed Henry Smolders, il decimo olandese, binomio olandese in sella Valnut de Meuse. Allora abbiamo qui, come dicevamo, Andrea Muccioli, figlio del fondatore della comunità terapeutica per il recupero dei tossicodipendenti. Muccioli, quanti sono i ragazzi e come si sviluppa il loro percorso di riabilitazione qui all'interno della comunità? Siamo circa 1500 oggi e il percorso si sviluppa attraverso una lunga e faticosa serie di elementi e di confronti con se stessi e con gli altri. Bisogna crescere, cambiare, maturare e trovare quella forza, quella dignità, quella responsabilità e rispetto che si sono persi, non si sono mai appresi nella vita. È un percorso educativo che non può che essere lungo, difficile, raramente dura meno di 4 anni e grazie a Dio però funziona. Giudizi positivi unanimi sull'organizzazione di questo concorso, quanto vi ha impegnato? Beh, è molto impegnativo realizzare interamente qua tutte le cose che si vedono e quelle anche che non si vedono, dalle pulizie alla logistica, a tutta l'organizzazione, è veramente tutto frutto dell'opera, dello straordinario impegno di tutti i ragazzi di San Patrignano, quindi non solo quelli delle scuderie ma di tutta la comunità. Mantenere un impegno, un evento a questi livelli, noi abbiamo avuto il premio internazionale per il miglior concorso del mondo nel 2006, è particolarmente difficile perché ogni anno ci sono dei ragazzi che vanno a casa e ci sono degli altri ragazzi nuovi che entrano, per cui c'è una trasmissione continua di queste conoscenze, di queste competenze. Questa è un po' la magia di questo posto e quello che fa sentire e che probabilmente magari non passa attraverso il video, ma che qua tutti queste sere sentono questa straordinaria atmosfera di grande unità, di grande serenità e di grande compattezza dentro un evento organizzato ad altissimo livello. Questa è la capacità dei ragazzi che vengono qua sconfitti dalla vita, ma che, come dire, se ci si crede veramente e li si vede in tutta la loro bellezza, in tutto il loro talento, possono dimostrare questo ed altro.
Intanto procedono i preparativi per il barrage, la seconda fase di questa gara sarà un percorso più breve rispetto alla prima fase. Continuiamo noi a parlare con Andrea Muccioli, figlio del fondatore della comunità di San Patrignano. Chiediamo perché è così importante questo concorso nell'ambito del programma di riabilitazione. Questo è un evento, come si vede, ad alto livello. Sono tanti gli eventi che San Patrignano organizza, perché crediamo che sia importante che la comunità non sia un luogo isolato dalla società, ma sia un posto continuamente, osmoticamente in rapporto con essa. Per cui è importante avere un confronto continuo con l'esterno, perché tutta la gente che viene qua, oggi i cavalieri, gli spettatori, voi della RAI, i giornalisti, i vari tecnici e giudici da ogni parte d'Europa, vengono qua e vogliono vedere delle dimostrazioni. Non è che vengono qua per solidarietà e dicono come siete bravi, no, vengono qua e tutto deve essere organizzato perfettamente, tutto deve essere sincronizzato a meraviglia, tutto deve essere pulito e organizzato, e questo obbliga i ragazzi a un confronto stimolante ma reale con quella che è la realtà e che è quello che loro dovranno poi, con cui dovranno confrontarsi per il resto della loro vita. Una volta che escono da qua avranno un mondo fatto di grande competitività, di grandi sfide. Loro si devono preparare, allenare ad affrontare e vincere queste sfide. Ecco, non solo il concorso ippico, ma si produce anche vino ad alto livello, si allevano cavalli, tantissime attività qui all'interno della comunità, ma ormai è diventato un business San Patrignano. Come si fa ad amministrare questo business, diciamo, mantenendo lo spirito originario? San Patrignano non è e non sarà mai un business. San Patrignano è un luogo in cui sono passati 25.000 ragazzi, a nessuno di loro e a nessuno delle loro famiglie è stata mai chiesta una lira, né San Patrignano ha mai accettato un soldo dallo Stato. Quindi ogni anno San Patrignano costa circa 30 milioni di euro, questi 30 milioni di euro provengono per più della metà da donazioni di privati, il che vuol dire che tutte le attività che facciamo qua hanno una ragione e uno sviluppo educativo. Se fosse un business sarebbe molto più facile, guardi. Far pagare a ogni ragazzo 200-300 euro. No, un business per portare avanti ovviamente tutte le varie attività. Io la ringrazio per la domanda, perché, come dire, è interessante per me la risposta. Sarebbe molto facile, come fanno molte cliniche private o molte altre strutture, si fa pagare 200, 300, 400, 500 euro a ogni ragazzo e uno non si deve più preoccupare di niente, tranne che a dare quei servizi tecnici che ogni clinica, un luogo come questo ne ha molti di più, dà. Per cui è una missione educativa ed è qualcosa che impegna a fondo tutti quelli che si sono coinvolti, non solo i ragazzi ma le centinaia di operatori, di educatori, di psicologi, di medici, di insegnanti, di maestri, di professionisti che gratuitamente o a pagamento vengono qua a dare la loro competenza. Un'ultima domanda prima che ricominci la gara: capita di trovare dei ragazzi che una volta terminato il loro percorso riabilitativo, al di là degli affetti che lasciano qui all'interno della comunità, vorrebbero rimanere perché magari hanno paura di reinserirsi nel mondo all'esterno, nel tessuto sociale? Come li aiutate in questo? Se è così, se al termine di un percorso un ragazzo ha paura di uscire e di affrontare l'esterno, vuol dire che non ha completato quel percorso. Noi lo aiutiamo a completare quel percorso e a reinserirsi, casomai favorendone l'ingresso, favorendone il reinserimento lavorativo, creando con loro delle cooperative sociali in cui possono cimentarsi in maniera indipendente e autonoma. Si rimane qua invece se uno ha una vera missione educativa, sente, come dire, di potere e di voler dedicare la propria vita e le proprie energie agli altri. Allora ha un senso rimanere qui, ma sono veramente pochissimi, lo dimostra il fatto che in 30 anni di comunità di San Patrignano, quest'anno è il 30° anno, siamo in 120 e 130 educatori, volontari e operatori. Che percentuali ci sono di non ricaduta nella droga? Grazie per la domanda. La risposta è semplice, ma deve essere chiara. Non lo diciamo noi, lo dicono degli studi di efficacia portati avanti da varie università italiane nel corso di molti anni. Chi sta qua almeno 3 anni
è stato testato, è stato provato da queste università, da questi studi, a distanza da 3 anni a 5, 6, 8, 10, da quando ha lasciato la comunità, 3 volte su 4 non ricade più nella droga. Questo è il risultato triplo rispetto alla media mondiale migliore che si può riscontrare. Ci sono molti ragazzi che lasciano la comunità prima di aver completato il percorso? Certo, succede come in qualsiasi struttura di recupero. Non tutti conservano quelle motivazioni che li hanno spinti ad entrare, a volte piuttosto che guardare davanti ai propri passi, alla tanta fatica che devono fare, preferiscono voltarsi indietro e guardare quella che hanno fatto, illudendosi che sia completato prima del tempo. Noi cerchiamo di fare ogni sforzo per, come dire, fargli tenere lo sguardo ben piantato avanti e verso il traguardo che è ancora lontano, però non tutti ce la fanno, nonostante tutti gli sforzi che facciamo ogni giorno. E però mi piace pensare che ogni fallimento possa essere una tappa per un recupero più avanti. Penso che mio padre abbia insegnato a tutti noi che nessuno va marchiato come irrecuperabile a vita, e forse se la pensassimo tutti così ci crederemo un po' di più, e anziché delle droghe sostitutive ci impegneremo a dare della vita a questi ragazzi. Ecco, come è cambiato l'utilizzo delle droghe rapidamente, perché sta per ricominciare la gara? Una volta c'era l'eroina, adesso invece ci sono nuove sostanze. Oggi ci sono 2 categorie di persone molto numerose, da una parte i quarantenni e più che da 20 anni convivono con la droga e sono stati abituati a pensare che dalla droga non potevano uscire, da politiche sociali che gli hanno fatto credere questo, dandogli più che altro sostanze sostitutive, e poi i ragazzi giovanissimi, che sono veramente un'enormità, che sempre più giovani utilizzano droga, cominciano a 12-13 anni e in poco tempo si bruciano il cervello, e bisogna aiutarli a capire che sono delle persone tossicodipendenti che vanno aiutate. Bene, tutto pronto per il barrage. Noi ringraziamo Andrea Muccioli, con il quale abbiamo amabilmente chiacchierato nell'attesa che appunto cominciasse il barrage. Gli facciamo ovviamente il nostro in bocca al lupo per il proseguimento della sua attività. Grazie. Qui alla comunità terapeutica di San Patrignano. Dicevamo tutto pronto per il barrage. La prima a scendere sul campo di gara è Giulia Kaiser, binomio austriaco, in sella a Ferna, una femmina del 97, ecco che sta per cominciare. Bene il primo ostacolo, adesso affronta un largo, poi il verticale. Giulia Kaiser, terza in Coppa delle Nazioni Roxio di Linz, prima a entrare in campo nel percorso base ci aveva fatto credere che le cose fossero effettivamente piuttosto facili su questo primo giro, cosa che invece il prosieguo della prova ha smentito con i soli 10 binomi che hanno avuto accesso a questo barrage. Commette un errore al verticale, chiude con 46,21 ma 4 penalità. Ricordiamo che il barrage vince a parità di penalità chi realizza il miglior tempo, verosimilmente chi realizza un percorso netto ovviamente. Adesso tocca a Giuseppe Donofrio, binomio italiano sull'Anzeu 2. Giuseppe Donofrio che ci ha tenuto compagnia nella prima parte della gara e che non si era detto scaramantico e che aveva puntato su se stesso per il successo in questo challenge Vincenzo Muccioli. L'Anzeus è un castrone di origine tedesca, è un cavallo Holsteiner, figlio di Landadel, un cavallo molto insanguato che abbiamo visto in questi giorni in gara a San Patrignano, un cavallo con molta sensibilità e molto carattere. Vediamo cosa riuscirà a fare su questi 7 ostacoli per 8 salti del barrage. Ecco, vediamo Donofrio si accinge a cominciare il barrage, subito il verticale, non commette errori al verticale, poi c'è un largo, rischia molto al
largo di 1,50 m per 1,70 m. Riesce a passare indenne, dopo il verticale un altro, ecco l'errore di D'Onofrio al largo, l'ostacolo, vediamolo adesso, alla gabbia, passa senza grandi difficoltà alla gabbia, 4 penalità per lui. Adesso c'è il verticale e chiude con un largo, rischia anche qui, completa la sua prova con 4 penalità in 45 e 81, quindi si porta in testa, leggermente migliore il suo tempo di Giulia Kaiser, difficilmente però riusciremo a vedere D'Onofrio tra i primi 3, c'è da attendersi qualche percorso netto in questo barrage. Un altro binomio italiano, Omar Bonomelli su Quintero 4. Bonomelli, un grandissimo periodo di forma in questo primo semestre del 2008, con grandi risultati proprio con Quintero, recentissimo il primo posto nella Coppa delle Nazioni dell'Oxio di Linz, e a Roma un 6° posto in Coppa delle Nazioni nell'Oxio di Piazza di Siena, sul terreno tra i più difficili al mondo, e poi a casa. Qualche secondo ancora prima di cominciare la sua prova, bisognava sistemare l'ostacolo appena sfiorato da Giuseppe D'Onofrio. Parte con qualche rischio Bonomelli, eccolo al largo, bene, buono il margine. Adesso un verticale, superato anche questo senza problemi. Ora un largo, poi c'è la gabbia, non è velocissimo Bonomelli, bene però il passa indenne alla gabbia. Ci sono adesso gli ultimi 2 ostacoli, un verticale e eccolo all'ultimo ostacolo, un largo, percorso netto 47-45, grandi applausi per lui, percorso netto per Omar Bonomelli, primo percorso netto di questo barrage. Ricordiamo sono 10 binomi che partecipano e che appunto si contendono la vittoria finale. Adesso il belga Patrick McEntee in sella Avery Muri Mere Z, un castrone del 97. Un castrone del 97, figlio di Elton III, un cavallo KWPN, che significa olandese, e per questo cavaliere belga molto giovane, con dei risultati già molto interessanti, e si presenta al CSI 5 Stelle di San Patrignano con 2 piazzamenti di tutto riguardo negli XIO di La Baule e di Rotterdam. A Rotterdam proprio con questo cavallo ha fatto 3° posto nella Coppa delle Nazioni. Rischia un po' al secondo ostacolo, il largo, passa comunque indenne, eccolo, questo largo di 1,50 m per 1,80 m senza grandi difficoltà. Anche lui non è velocissimo, vediamo alla gabbia, superata senza errori. Ultimi 2 ostacoli, il verticale e adesso il largo, buono il tempo anche per lui, 48,34, percorso netto è più lento rispetto a Omar Bonomelli, quindi si posiziona al secondo posto Patrick McEntee, in testa Omar Bonomelli con 47,45, ovviamente il percorso netto, seguito da Patrick McEntee 48,34. Terzo in questo momento Giuseppe D'Onofrio, 4 penalità e il tempo di 45,81. Dopo McEntee vedremo Taizo Sugitani, giapponese, in sella a California.
Cavaliere giapponese molto amico dei percorsi italiani, lo troviamo spesso, 3 partecipazioni olimpiche per lui, Atlanta, Sydney e Atene, non con grandissimi risultati ma con comunque l'orgoglio di essere stato presente. California è un castrone di origine tedesca, Holsteiner, figlio di Calido I. Intanto ci ha raggiunto in postazione l'ingegner Cesare Croce, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, che può essere soddisfatto. Ci sono 3 binomi italiani al barrage. Sì, buonasera a tutti, molto. Credo che, a parte qualche piccolo errore che potevamo forse risparmiarci, come quello di Jerry, che poteva fare veramente una bella prova. Percorso netto 45,57 miglior tempo, quindi balza al primo posto Taizo Sukitani, prima posizione per lui, seguito da Omar Bonomelli e Patrick McEntee. Dicevamo appunto della prestazione dei binomi italiani. Sì, 3 in barrage, in una compagine così qualificata credo che possiamo essere soddisfatti. Una buona prova al secondo giro di tutti e 2 i cavalieri italiani, soprattutto di Bonomelli, che ha ripetuto il percorso netto. Adesso aspettiamo, incrociamo le dita. E adesso, mentre incrociamo le dita, vediamo la prova di Thomas Mullbauer, tedesco, in sella ad asti spumante. Giovane cavaliere tedesco con un secondo posto nella Coppa delle Nazioni all'Oxio di Madrid, con asti spumante, che è uno stallone tedesco, la razza è Oldenburg ed è figlio del grande Argentinus. Con questo cavallo il cavaliere tedesco ha praticamente fatto tutta la carriera dai percorsi per i cavalli giovani fino a questo livello, quindi è proprio una sua creazione, un cavallo che lui conosce molto bene. Percorso netto, sin qui lo vediamo adesso avvicinarsi all'ultimo ostacolo, molto veloce, chiude in 41,07, in testa Thomas Mullbauer, 41,07, sicuramente un gran tempo. Presidente Croce, sicuramente un gran tempo Sì, questo di Mullbauer. Ha aumentato via via che si avvicinava al completamento del percorso velocità, addirittura tra il dritto e il largo finale sembrava un rush finale in corsa in piano e ha saltato anche molto bene, devo dire. E adesso Gianni Govoni, il nome italiano Joël Dopal, incrociamo le dita come diceva il presidente Croce, pronosticato anche dal commissario tecnico della nazionale Arioldi. Gianni Govoni su Joël Dopal. Per Gianni Govoni sarebbe una serata splendida poter bissare su questo terreno di gara la vittoria ottenuta nella categoria precedente, che era una difficoltà progressiva. Si vede subito dall'approccio al primo ostacolo che prova a vincere la gara, eccolo al largo, superato senza difficoltà. Vediamo il verticale. Oxer Molto bene. adesso affronta la gabbia il 5A al 5B, Oxer entrare verticale in uscita. Molto bene, la velocità è sicuramente quella giusta, sta togliendo tempi di galoppo. Sembra molto buono il tempo. Giusto. Eccolo all'ultimo ostacolo, forse non ce la farà per il primo Sì. posto. 42,37, infatti non Secondo. riesce a conquistare il primo posto Gianni Govoni, 1 secondo e 2 decimi in più di Thomas Mullbauer. Comunque secondo Gianni Govoni in questo momento in classifica, primo Mullbauer 41,07, secondo Govoni 42,30, terzo Taizo Sukitani 45,57. Adesso Cristina Libera sul campo di gara, Svizzera, in sella No Merci, un castrone del 95. Cristina Liber, amazzone di grande esperienza, arriva a questo CSI
di San Patrignano, avendo vinto il Gran Premio allo Xio di San Gallo proprio sul terreno di casa e proprio con questo cavallo, quindi sicuramente la coppia è affiatata ed è al massimo della forma. Ultimi 3 binomi in gara, ancora grandi emozioni, dobbiamo vedere Christina Lieber, Ludger Beerbaum e Harry Smolders, quindi emozioni sino alla fine. Sicuramente vediamo la prova di Christina Lieber, anche lei è partita molto veloce. Sì, sicuramente ha guadagnato terreno tra il primo e il 12 rispetto a Gianni, ha chiuso all'interno dell'Oxer, per cui credo che sicuramente in questo momento sia in vantaggio anche su Gianni. Rallenta un po' prima della gabbia, bene l'ingresso, bene anche l'uscita. Ultimi 2 ostacoli per lei, ha forse rallentato? Ha rallentato, ha perso tempo perché voleva passare all'interno, poi è passata all'esterno dell'ostacolo. In questo momento ha perso un po' di tempo. Quindi ha perso la possibilità di sicuramente è dietro, arrivare al primo posto. 45-52, percorso netto anche per lei. Comunque arriva al terzo posto con questo tempo di 45-52, scalza Taizo Sughitani che ha realizzato 45-57, quindi solo 5 centesimi di secondo in meno per Christina Lieber. In testa sempre Mulbauer con 41-07, poi Gianni Govoni 42-30 e poi Christina Lieber 45-52. Ultimi 2 binomi in gara, momento particolarmente emozionante della gara. Ludger Beerbaum, tedesco in sella enorme, un castrone del 97. Un castrone tedesco per un cavaliere che è proprio un'icona dell'equitazione internazionale. 5 presenze olimpiche, un curriculum impressionante e una presenza frequente al CSI di San Patrignano. Ecco che c'è anche da tenere presente che ormai possiede una scuderia invidiabile. Se pensiamo che 2 cavalli di punta sono già ad Aquisgrana in quarantena per la partenza per Hong Kong, e si permette di venire qua con un terzo cavallo di questo livello, che appunto rimane sicuramente un cavallo di altissimo livello. Bene i primi 3 ostacoli, adesso la gabbia. È in ritardo comunque, non è velocissimo, no. Infatti passa bene anche adesso gabbia. Però ha chiuso, vediamo il verticale e adesso l'ultimo ostacolo, un largo, rallenta un po'. 40-38, ce l'ha fatta comunque. Ha chiuso sugli ultimi 3 salti. Sembrava avesse rallentato un po', invece è riuscito comunque a realizzare il miglior tempo. 40-38 per Ludger Beerbaum, che adesso è in testa davanti all'altro tedesco Thomas Mulbauer, terzo Gianni Govoni in questo momento, ma attenzione perché ancora deve portare a termine la sua prova Harry Smolders, uno dei favoriti, olandese in sella Waldut de News, una femmina del 99. Sì, uno dei favoriti sicuramente, in grande periodo di forma, come ha dimostrato in questi 2-3 giorni a San Patrignano. Negli ultimi tempi proprio una Coppa delle Nazioni siglata con successo nello Xio di Madrid, e un cavaliere che si è visto essere particolarmente a proprio agio nelle gare veloci, quindi su questo barrage potrebbe dire la sua. Presidente Croce, rapidamente prima della prova di Smolders un commento sull'organizzazione di San Patrignano. Ma è sempre un concorso straordinario, un concorso di cui siamo orgogliosi, e soprattutto devo dire che un grande merito a questi ragazzi della comunità che veramente mettono tutto il loro cuore nell'organizzazione di questo evento, e si vede anche nella partecipazione alle gare. Credo che sia uno degli eventi meglio organizzati nel mondo, ed è stato effettivamente premiato con l'Oscar dalla Federazione Internazionale come miglior evento del 2007, mi sembra. Bene Smolders sin qui al
l'ingresso della gabbia, bene anche in uscita, percorso netto fino a questo punto, il tempo sembra buono, potrebbe farcela, eccolo al verticale, adesso c'è l'ultimo ostacolo da superare, un largo, il tempo sembra buono, 39-23 ce la fa, vince il challenge Vincenzo Muccioli, Harry Smolders, olandese, 39-23 il suo tempo, percorso netto di Harry Smolders che ha montato Valmut del Meuse, e lui quindi a vincere la gara più importante di questo concorso ippico internazionale San Patrignano, il Gran Premio Vincenzo Muccioli, una categoria mista con altezza massima degli ostacoli 1,60 m. Vince Harry Smolders, secondo Ludger Berbaum con 40,38, quindi un secondo in più di Smolders che ha realizzato un eccellente 39,23. Terzo Thomas Mulbauer, tedesco, in sella d'asti spumante con 41,07. Da segnalare però l'ottima prestazione di Gianni Govoni che ha chiuso al quarto posto con 42,30. Termina qui questa 3 giorni dedicata al concorso ippico internazionale di San Patrignano con la vittoria di Harry Smolders. A noi non resta che ringraziare Roberto Gambuti per la regia, il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, ingegner Cesare Croce, che è venuto qui con noi in postazione a commentare la gara. Un grazie alla mia compagna di viaggio in questi 3 giorni, Paola Olivari, dell'ufficio stampa del concorso, e non resta che ringraziare voi per essere stati con noi in questa 3 giorni di equitazione.